Siamo riusciti ad avere un ottimo risultato, che non è scontato, però in questo caso fortunatamente abbiamo dato una bambina a quella che ha una qualità di vita normale, perché sta benissimo, ma soprattutto è possibile che nella vita non abbia più bisogno del chirurgo. È soddisfatto il professor Vladimiro Vida dopo l'intervento su una bimba di 4 anni, italiana ma residente negli Emirati Arabi e seguita dalla cardiochirurgia della Columbia University. L'equipe del professor Vida è riuscita a risolvere la patologia della piccola, una stenosi valvolare mitralica congenita severa. Un'operazione realizzata con un approccio microinvasivo, senza aprire lo sterno, entrando nella gabbia toracica attraverso l'ascella. Con questa tipologia di intervento che appunto sulle cardiopatie congenite mini-invasive di fatto ha ridotto i tempi di degenza, di intervento e soprattutto appunto di recupero dei ragazzi ma anche degli adulti, perché le cardiopatie congenite riguardano comunque un po' tutto l'arco di età praticamente della persona. La cardiochirurgia pediatrica di Padova si conferma attrattiva, come testimonia l'operazione di una seconda paziente 28enne, anche lei italiana ma residente in Austria, con un problema congenito al cuore e per questo operata dal professor Vida. Intervento effettuato con un approccio personalizzato e grazie alla grande coordinazione dell'equipe. Non tutti si sentono di operare attraverso queste microfessure. Perché? Perché vanno preparate con tempo, con l'expertise del team, ma soprattutto con la collaborazione con le varie figure. Cioè non ci sono solo i chirurghi, ci sono gli anestesisti, i cardiologi prima che ti dicono quello che devi fare, i perfusori, gli infermieri. Quindi diciamo che è una collaborazione di team.